Martedì 16 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Perché i giovani cercano le risse con rabbia feroce, come abbiamo visto a Palermo e poi recentemente a Balestrate? Ancora, animali maltrattati, si può cambiare la legge? E poi l'autobiografia di un cosmopolita ex assessore a Ramacca. Ma prima di tutto a Catania, dove è stata sgominata una banda di topi d'appartamento. Avevano compiuto 12 furti in altrettanti appartamenti, appunto, rubavano preziosi che poi riciclavano, arrestati 5 persone arrestate, 2 dei quali gioiellieri. 12 furti, dicevamo, per un bottino complessivo di 120.000 euro. Vediamo. Prendevano di mira le abitazioni, le ripulivano di preziosi che poi riciclavano, ottenendo lauti guadagni. Una banda accusata di aver messo a segno tra aprile 2019 e dicembre 2021 12 furti in abitazione che avrebbero fruttato un bottino stimato in 120.000 euro è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Oltre 100 militari dell'Arma, con il supporto di reparti specializzati, stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelari emesse dal GIP nei confronti di 9 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo prevede il carcere per 5 persone. Le indagini dell'operazione Gioiello hanno fatto luce anche sui canali della ricettazione dei vari bottini, consistenti per lo più in oggetti preziosi e monili in oro, realizzata grazie alla complicità di 2 fratelli titolari di una gioielleria di Catania tra i destinatari della misura cautelare, che ripulivano la refurtiva da pietre e da possibili altri inserti non di loro interesse per rendere più difficoltoso un possibile riconoscimento da parte delle vittime. I 12 furti contestati sono stati commessi a Catania, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e Sant'Agata di Battiati. Ancora sconcerto per la morte di Francesco Bacchi nella rissa davanti a una discoteca a Balestrate nel Palermitano. Il suo legale adesso parla di un video che scagionerebbe Andrea Cancemi, il coetaneo subito fermato, che peraltro ha già confessato. Altri 5 gli indagati, 2 sono minorenni, attesi i risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici. Vediamo. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Palermo a stabilire le cause della morte di Francesco Bacchi, ucciso a Balestrate all'esterno della discoteca Medusa dopo una rissa. I medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dovranno stabilire se Bacchi sia morto per aver battuto la testa a terra durante la colluttazione con un coetaneo oppure per i calci ricevuti mentre era sul selciato. Calci che ha sferrato Andrea Cancemi, il giovane di 20 anni, in stato di fermo per il delitto del giovane Bacchi. Sia su Bacchi che su Cancemi saranno eseguiti gli esami tossicologici. Intanto il legale del fermato fa muro e dice: il mio assistito non si accanisce sul giovane che era caduto a terra, anzi, dopo essersi difeso e aver sferrato 2 calci, va via. Il fulcro, del reato e del processo è stato filmato da queste telecamere. E cosa vediamo noi da queste telecamere? Vediamo il Cancemi che viene un po' sballottato da un gruppo di 7-8 persone a lui sconosciute. Poi improvvisamente arriva il Bacchi che colpisce il Cancemi con 2 schiaffi e forse anche un pugno. Il Cancemi che reagisce con un calcio distinto, uno spintone a un calcio. Bacchi che cade, si rialza per andare verso il Cancemi e prima ancora che si riuscisse a andare verso Cancemi viene ricolpito dal Cancemi. Dopodiché Bacchi resta a terra, Cancemi pensa che tutto sia finito e se ne va. Per la rissa scoppiata per futili motivi ci sono altri 5 indagati, di cui 2 minori. I carabinieri della compagnia di Partinico stanno proseguendo con le indagini per dare un nome a tutti i giovani che hanno preso parte alla lite. Le immagini da sole non chiarirebbero chi avrebbe appunto preso parte al pestaggio di Bacchi. E ora anche la Lega sollecita l'intervento dell'esercito a Palermo e nel Palermitano, intervento già richiesto senza risultati dal sindaco La Galla. Dopo l'ennesimo episodio di violenza a Palermo, di cui abbiamo appena riferito, il partito di Salvini invoca la tolleranza zero. Esercito e tolleranza zero. Dopo l'ennesima rissa col morto, ultimo episodio di violenza che insanguina le strade di Palermo e Sobborghi, anche la Lega chiede il pugno duro per voce del commissario siciliano, l'eurodeputata Tardino.
Omicidi, violenze di gruppo, risse, furti, violenze sugli animali. Credo che si tratta di un'escalation a cui bisogna dire basta. Invochiamo l'aiuto da parte dell'esercito che possa cooperare con le nostre forze dell'ordine. Il messaggio che deve passare dalla politica e dalle istituzioni deve essere chiaro: tolleranza zero nei confronti dei criminali. Già qualche settimana fa, dopo la sparatoria in via La Lumia, il sindaco Lagalla aveva reso noto di avere chiesto l'esercito, ma che il governo nazionale non aveva accolto la richiesta, disponendo solo un piccolo contingente nell'area della stazione. Secondo il governo, riferiva il sindaco, la microdelinquenza a Palermo è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane. Statistiche a parte, una posizione sempre più difficile da sostenere alla luce dei nuovi fatti. Il pressing adesso arriva anche dal partito del ministro Salvini. Bene, adesso ne parlano di questo i quotidiani? Sì, ne parlano, è inevitabile chiaramente. Allora cominciamo con la prima pagina del Giornale di Sicilia, che scrive, come leggiamo: in un video la rissa mortale, una telecamera ha ripreso tutto lo scontro davanti alla discoteca, ha costato la vita a Francesco Bacchi, la difesa del giovane fermato: ci conoscevamo, ci eravamo pure salutati. Questo è quello che avrebbe detto, che ha detto agli investigatori. E poi ancora, vedi, c'è l'allarme, lettera dei parroci, siamo nel decadimento morale e civile, scrive sul tema questa mattina il Giornale di Sicilia, che poi però in prima pagina torna, visto che oggi è un anno esatto da quella che è stata poi la fine della latitanza di Matteo Messina Denaro, quella lunga latitanza finita con un pizzino. Un anno fa la storica cattura di Matteo Messina Denaro. L'investigatore Sandokan racconta il blitz rimasto segreto a casa della sorella e la scoperta degli appunti che svelano la malattia, poi che svelarono la malattia del super boss. Ma intanto sempre sulla città di Palermo, come abbiamo sentito, la situazione da un punto di vista diciamo della cronaca non fanno mancare le notizie. Altre spaccate, ristorante e negozio nel mirino, schiamazzi di notte, mala movida Mondello, la protesta dei residenti. E invece c'è un nuovo provvedimento che riguarda la finanziaria regionale. Nelle tabaccherie meno vincoli per slot e scommesse. Novità nel testo definitivo: cade il limite dei 300 o 500 metri dei luoghi sensibili come le scuole, sale, bingo e centri per gioco cedibili più facilmente. Questo è quello che racconta questa mattina il Giornale di Sicilia. Adesso vediamo la prima pagina invece di Repubblica Palermo, che ha un titolo forte perché apre con gioventù bruciata. Intanto c'è la riflessione su quello che è l'ultimo fatto di cronaca, la rissa, i pugni, i calci a Francesco, nel video la verità sul delitto di Balestrate, il ventenne accusato non è infierito, 5 sono gli indagati. Ma intanto la città, che cosa fa la città? Ancora sangue, mentre le regole sulla mala movida restano bloccate al comune, si muove solo l'impegno dei presidi e anche dei cittadini. Questo è quello che viene raccontato questa mattina da Repubblica Edizione di Palermo. E allora nelle pagine interne la rissa, i pugni e i calci a Francesco, dai video la verità sull'omicidio, il ventenne accusato di aver sferrato il colpo fatale si difende, non ho infierito su quel ragazzo che era caduto, 5 indagati, tra cui 2 minorenni, la loro testimonianza decisive sono per capire la dinamica di quanto è avvenuto. Sulla rissa della discoteca ancora un fitto velo di omertà, quello che viene fuori dalle indagini degli investigatori. E poi ancora ci sono i presidi che sono in prima linea, i ragazzi sono fragili e sempre più soli, lo scoramento dei dirigenti scolastici, non comunicano ed è difficile aiutarli. Queste sono le riflessioni fatte dai dirigenti degli istituti scolastici. Agli occhi di questi ragazzi le istituzioni hanno perso la loro autorevolezza, scrivono ancora e dicono ancora: il mondo degli adulti non appare più credibile, la società premia atteggiamenti viziosi. Sono davvero delle accuse piuttosto pesanti e anche dirette. E torniamo sulle regole della movida, le regole possono attendere, il Consiglio Comunale parla d'altro, questo quanto accade a Palermo. L'assessore Forzinetti: aspettiamo il parere del prefetto e del capo dei vigili, poi terremo un vertice politico per trovare una sintesi, a fine mese ce la faremo. Questo è quello che
dicono dall'amministrazione comunale, poi la mobilitazione, polizia e illuminazione, ecco questi i temi. Il popolo del centro firma per vivere notti sicure sulla Repubblica Palermo. E ancora restiamo su Palermo, perché la situazione piuttosto complicata nelle scuole, scuola al freddo, rivolta degli studenti, la ex provincia non ci lasci al gelo, termosifoni spenti, sciarpe al collo dal Benedetto Croce al Marco Polo, la città metropolitana dia delle risposte subito, e vedete c'è anche la foto con i ragazzi che protestano proprio davanti alla scuola. Adesso lasciamo l'edizione di Palermo di Repubblica, siamo alla prima pagina del quotidiano La Sicilia e vediamo i fatti più importanti. Eccola qui la fotonotizia di questa mattina: non date da bere agli assetati. Che cosa significa tutto questo? C'è una guerra, fra virgolette, tra Naro e Licata sull'uso a scopi irrigui delle acque della diga San Giovanni. La sindaca Brandare dice: è nostra e la difenderemo, il rivale Balsamo è un bene comune ed è di tutti. Una questione, evidentemente, insomma, la siccità, la scarsa pioggia ha fatto scattare evidentemente anche questi contrasti. E poi, per quanto riguarda le altre notizie, la mafia dei colletti bianchi non esiste senza quella militare. Messina Denaro, un anno dopo, oggi esattamente un anno fa, veniva catturato Matteo Messina Denaro. Il processo invece, il processo sulle spese pazze di Montante negli Stati Uniti per promuovere le aziende siciliane, quindi le rivelazioni nel corso del processo. Un flash anche su quelli che sono i temi che stamattina vengono trattati dai quotidiani nazionali, un tema che si trova su tutti gli altri quotidiani. Dopo il suicidio, l'odio sui social verso la Lucarelli, c'è una pioggia di insulti sulla giornalista Selvaggio Lucarelli e sul suo compagno al centro del caso mediatico, che avrebbe portato la ristoratrice Giovanna Pedretti a togliersi la vita per una recensione falsa sulla sua pizzeria. E stamattina sui quotidiani, tutti i quotidiani, c'è questa notizia. La guerra dell'acqua, vediamo di approfondire un po'. Guerra dell'acqua tra Naro e Licata, oggetto del contendere l'utilizzo per usi irrigui della diga San Giovanni. La sindaca dice: è nostra, la difenderemo, ma Balsamo è un bene comune e va ripartita tra tutti. Questa è la posizione. Poi andiamo sulla pagina invece di Catania. Cavalli rinchiusi in stalle abusive, c'è stata un'operazione della polizia a San Cristoforo, una denuncia per maltrattamenti di animali, erano in condizioni igienico-sanitarie precarie, in una delle scuderie trovate anche delle sostanze dopanti e delle siringhe. Allora vediamo nelle pagine interne invece del quotidiano La Sicilia la questione dei giovani, lo sport come antidoto alle devianze giovanili. Il prefetto Librizzi, iniziativa importante per la trasmissione di regole e valori che saprà dare. Sottoscritti ieri in prefettura 2 protocolli d'intesa con il Calcio Catania, con la società di Pelligari, il Comitato Siciliano della Federazione Italiani Sport Equestri. Questo è quello che viene riportato questa mattina dal quotidiano La Sicilia. Poi ancora, sempre le pagine interne, restiamo su Catania. A fine mese pista ciclabile pronta e primi risultati della nuova corsia. Caos domenicale, l'assessore Parisi dice un'incognita e la pioggia, sarà presto rimossa la recinzione davanti al motel di via Aci Castello. Come vedete, insomma, si continua a lavorare per trovare una soluzione. Una donna entra a Palazzo degli Elefanti, a Maria Grazia Cutuli sarà intitolata una sala. La proposta fatta proprio dalla Presidente del Consiglio Comunale, finora spazi sempre dedicati agli uomini. È una bella notizia, una buona notizia questa mattina sul quotidiano La Sicilia. E adesso siamo invece alla Gazzetta del Sud, che apre con una buona notizia per Messina. Assunzioni, oggi il via libera. Il sindaco Basile: ci sono segnali positivi, il 1° febbraio le firme sui contratti. Il Viminale ha valutato l'istanza del comune che presto avrà 341 dipendenti in più. Certamente una buona notizia. E poi
Vedete, Messina, bagarre a Palazzo Zanca con il comitato No Ponte, quindi ci sono ancora evidentemente delle tensioni su quest'opera. E vedete accanto un'altra fotonotizia: ha sbagliato strada durante l'imbarco col furgone in mare a Tremestieri, 82enne Reggino riesce a salvarsi. Una disavventura per un uomo di 82 anni di Siderno, che con il suo furgone è finito in mare nel porto di Tremestieri, aveva dimenticato di vidimare il biglietto e per la fretta ha sbagliato strada, volando in acqua è riuscito a salvarsi uscendo dallo sportello. Che brutta avventura, E comunque insomma una prontezza anche da parte di questo 82enne. Poi ancora, sempre su Messina, polemiche sul parcheggio di Viale Europa. Taormina, presto il default sarà soltanto un brutto ricordo, l'amministrazione guidata dal sindaco De Luca. E poi sulla manovra all'ARS finanziaria, la nuova norma, centri scommesse, slot machine anche nelle tabaccherie, si legge. Ci proiettiamo con la Gazzetta anche sui fatti di carattere nazionale e internazionale, perché intanto c'è questo video di Hamas con 2 ostaggi morti, annuncio shock, Tel Aviv, tortura psicologica, attentati in Israele, una vittima e 17 feriti. E ancora una bufera dopo il suicidio della ristoratrice Pedretti, familiari, evidente il massacro mediatico. Si parla anche della strage di Viareggio, per il calcolo della pena, nuova corte d'appello, condanne confermate. E ci occupiamo invece di fatti italiani, ancora spari da un'auto, ucciso a Roma un 33enne, un fermo per il ragazzo romeno assassinato. E allora, visto che abbiamo il tempo, appena una trentina di secondi per ritornare su quella che è la notizia di apertura stamattina della Gazzetta del Sud. Via libera le assunzioni, oggi l'ufficialità. Basile parla di segnali positivi da Roma, gli spifferi confermano l'esito positivo dell'istanza, Palazzo Zanca avrà in pochi mesi il 50% in più dei dipendenti, molti saranno giovani siciliani. Questa è sicuramente una bellissima notizia. Ti do anche qualche dato: 139 vigili a tempo indeterminato per la città di Messina. E poi ancora leggiamo i contratti entro il 1° febbraio, acquistati già i computer, quindi insomma tutto pronto perché l'amministrazione a Messina possa in qualche modo avere le giuste risorse in termini umani. Bene, tra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia, ci rivediamo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, vediamo il Corriere della Sera per cominciare. Come vediamo si parla di Gaza, si parla di quanto avviene in Medio Oriente. Gaza, l'arma degli ostaggi, il video, ci sono 2 uccisi nei raid di Netanyahu, la replica falso, e c'è anche un razzo nel Mar Rosso. Hamas costringe la prigioniera Noa a dare l'annuncio, una nave americana colpita dagli Houthi. E ancora vedete intanto quelle che sono le foto diciamo delle vittime, mentre Noa è ancora in ostaggio in mano di Hamas. E per dire che la situazione a livello globale diciamo non sta per niente andando bene, c'è questo arrivo di Zelensky a Davos, un vertice per la pace. Il presidente ucraino arriva praticamente al World Economic Forum, dove parlerà oggi perché l'Ucraina non sia dimenticata, e ha chiesto anche alla Svizzera di ospitare un vertice globale di pace. A confermarlo è stata la stessa presidente elvetica, che si è dichiarata pronta ad organizzare una conferenza per fermare l'aggressione della Russia. Assenti però a questo forum Biden, Sunak e Xi Jinping, quindi una buona parte insomma dei paesi che hanno poi un peso che sarà assente. Allora, a proposito di questa notizia, direi di andare a vedere dalle pagine della Stampa, perché sul conflitto in Ucraina, che è un conflitto in questo momento
sembra essere passato in secondo piano. Su questo tema ci sono notizie poco rassicuranti, perché la Stampa scrive che ci sarebbe un dossier segreto dell'esercito tedesco. Putin attaccherà un paese della NATO nel 2025. Nel mirino del Cremlino, Baltici, Polonia e corridoio per Kaliningrad. La smentita di Peskov. Una bufala, scrivono. I russi smentiscono. I russi, ma la notizia non è soltanto della Stampa, la troviamo anche sul Messaggero. Le spie tedesche nel 2025, guerra tra NATO e Russia, Mosca replica bugie nel rapporto segreto, tappe e date. Gli alleati preparano un maxi esercitazione ad est. Lo scenario: attacco nel corridoio di Suwalki con la scusa dei disordini nei paesi baltici. Quindi ancora più dettagliata questa notizia ripresa dal Messaggero. Torniamo adesso alle altre prime pagine. Abbiamo visto quella del Corriere e adesso vediamo invece la prima pagina di Repubblica. Il titolo è pressoché identico, si parla ancora degli ostaggi, la guerra di Gaza, l'arma degli ostaggi. Hamas diffonde un nuovo video con i cadaveri di 2 dei 3 sequestrati di cui aveva promesso di annunciare la sorte, uccisi dai raid sulla striscia. Il ministro della difesa israeliano: e tortura psicologica, attacco terrorista a Sì, perché fa dire Hamas a quella che è rimasta viva, dice: vedete, gli altri 2 sono morti in seguito ad attacchi israeliani. E quindi, insomma, tortura psicologica davvero. E Zelensky annuncia per l'Ucraina un vertice di pace in Svizzera. In realtà forse è una delle prime volte che Zelensky incomincia a parlare di un possibile vertice di pace. La guerra evidentemente logora. Poi il processo a Giorgetti per il no al MES, all'Eurogruppo, nel senso, voglio dire, che il nostro ministro dell'economia viene messo sul banco degli imputati, ma la politica italiana ci riserva questo scontro, fra virgolette, dentro il centrodestra. Salvini spaventato dalle urne, la Lega rischia, Le Pen stuzzica Meloni, ora è lei che ci cerca, dice, e Lollobrigida invece: Sardegna a Fratelli d'Italia per riequilibrare. Insomma, ancora non è assolutamente ben definita questa Pare che situazione. ci saranno entrambi, uno della Lega, quello confermato, e più un candidato di Fratelli d'Italia. E questo cosa significa? Che va spaccato, diciamo, il centrodestra. E poi il caso di Lodi, gogna e suicidio, così mia madre è stata massacrata. Si torna a parlare di questa vicenda. Ci sono le pagelle stamattina su tutti i quotidiani che riguardano Sanremo, le canzoni in gara a Sanremo, le magnifiche 30 del festival, sono state insomma visionati le canzoni, e adesso stamattina sono arrivate i primi voti, poi scopriremo di che cosa si tratta. Cioè, hanno già fatto il festival i giornali. Hanno già fatto il festival, sì. E poi fisco, iniqua la riforma Meloni, siamo sulla Stampa. Giorgetti rilancia sul MES, riscriviamo l'atto là dell'Europa. Gentiloni, crescita a rischio. Ogni volta insomma che si toccano i temi economici c'è da stare davvero preoccupati. Le 2 memorie, vedete questa foto notizia che pubblica la Stampa: Segre al binario della Shoah, mi sento ancora deportata, la Russia diciamo io antifascista, lo dice la russa, sbagliato chiederlo. Insomma, così dice il Presidente del Senato. Poi c'è un'intervista interessante che invito chiaramente alla lettura. Il Ministro dell'Istruzione Valditara: più inclusione per gli stranieri a scuola. Stamattina la Repubblica, la Stampa torna su questo tema. Una brutta notizia invece di cronaca per un ragazzino, un bimbo di appena 9 anni, fugge dalla comunità, travolto dal treno sulla linea maledetta. Un bambino di 9 anni di origine moldave è morto travolto da un treno a Borgo Revel, frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Si era allontanato nel pomeriggio. Una cosa veramente terribile, povero una bambino. bruttissima storia. Ora il giornale, cominciamo con i quotidiani che poi hanno delle visioni diverse, chiaramente molto più vicine al governo. Il giornale stamattina però
si torna sull'istigazione al suicidio, sull'inchiesta che riguarderebbe la gogna stavolta selvaggia, scrive qui, come la Lucarelli, la figlia della ristoratrice finita nel mirino della Lucarelli e del compagno, l'avete massacrata, stanno adesso indagando i PM. E poi l'ultimo errore di Hamas, gioca sugli ostaggi morti, ecco, chi è vivo e chi no, è davvero una tortura questa. Meloni festeggia alla radio, 1 anno al governo ne vale 5, il compleanno della Premier, quindi comincia a avvertire evidentemente anche lei il peso poi della responsabilità, anche se, insomma, ricordiamo Andreotti, diceva che il potere lo augura chi non ce l'ha in realtà. E poi ipocrisia rossa stamattina, i PM, l'accusatore della papà di Giorgia è inattendibile, la sinistra evoca la questione morale ma arrestano 2 Dem, quindi insomma c'è di tutto e di più. E poi una notizia, Greta scende dal piedistallo, pure gli studenti sono stufi, rimossa la statua da un ateneo inglese. Hai capito? Stiamo parlando di clima, cambiamenti climatici. Su Avvenire, fine vita il test per la Lega, alla conta del partito del governatore Zaia, favorevole alla norma, alcuni consiglieri per il no, come quelli di Fratelli d'Italia. In Senato l'incrocio pericoloso tra autonomia regionale e premierato, altra prova di di tenuta per la maggioranza di governo. E poi il World Economic Forum, nel pianeta dei ricchi la forchetta si allarga, c'è molta differenza tra chi insomma ha la possibilità, ha grandi possibilità economiche e chi no. Macrabi, video sugli ostaggi, ma ora si cerchi il dialogo, così su quanto accaduto sul video diffuso da Hamas sugli ostaggi. Adesso siamo sul Fatto Quotidiano, vedete, arrestato, scrivono sul Fatto Quotidiano, RAS del PD, però il PD è contento. Nicola Oddati, capo segreteria di Zingaretti, ora con De Luca. Insomma, questo è il retroscena, vediamo che cosa è successo. Un colpo di Gratteri, scrivono, soldi da imprenditore con interdittiva antimafia per gli appalti. Questa è la ricostruzione fatta dal Fatto. C'era solo il Fatto questo. Fatto Quotidiano, sì. E poi scrive anche, sempre il Fatto, e sottolinea le bugie del governo, dice, per le armi all'Ucraina l'Italia spende più di quel che dice, così scrive il Fatto Quotidiano. Siamo su Libero, la tragedia della pizzaiola, gogna selvaggia, anche qui insomma molto simile al titolo del giornale, le accuse della figlia della donna suicida alla Lucarelli, hai massacrato mamma, dai negozianti ai tassisti fino alla bidella pendolare, tutti i bersagli dell'influencer. E poi c'è anche Libero ha la notizia, Mazzetti appalti, retata nel PD e parlano della classe dirigente destra, ce l'ha anche Libero, sì. E poi 2 foto, biografie da naufragio, scrive Libero, il grillino piange miseria, figura da tonno di Toninelli al supermercato. Sì, perché lui ha detto che non aveva più i soldi neanche per comprare il tonno, vabbè. E poi giallo in libreria, il libro fantasma di Sao Mauro, doveva uscire ieri e non è arrivato. Insomma, queste sono poi curiosità più che altro. Abbiamo il tempo, credo, ancora di un'altra prima pagina. Corruzione sinistra, vedete, il Tempo, mazzette rosse, titolo forte, terremoto nel PD campano, regali e denaro per gli appalti, il GIP malaffare radicato, in carcere l'ex Dem Oddati, fu braccio destro di Zingaretti, si faceva pagare hotel e sarti, trovato con 14.000 euro cash, ha provato a giustificarsi soldi per le tessere di partito. Questa è interessante, stamattina dopo tanto tempo torniamo a leggere, la Schlein cerca elettori in Svizzera, proposta Dem per il voto all'estero. Pronto, ciao Sovelli, ti ricordi? Eravamo insieme al liceo a Lugano, senti, ti volevo dire che stavamo a fare una legge per farmi votare in Svizzera senza che piate l'elicottero, quindi insomma delirio, puro delirio. Bene, ci fermiamo qui con la rassegna stampa nazionale. No, tra pochissimo, adesso diamo un'occhiata al tempo, tra pochissimo avremo la professoressa Maria Rita Parsi, con grande piacere cercheremo di capire che cosa succede alla nostra gioventù, protagonista di questi fatti drammatici a Balestrate, a Palermo, ma anche, avete sentito, anche dalle parti di Roma. State con noi, il meteo.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole protagonista sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Al centro-sud invece infiltrazioni di aria umida in quota porteranno ancora molta variabilità con qualche fenomeno sul basso Tirreno. Qualche fenomeno interesserà dunque anche i settori settentrionali della Sicilia, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. La ventilazione sostenuta di Libeccio, valori massimi infatti stazionari e con valori che riusciranno ancora a sfiorare i 20-21 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì ancora molta variabilità con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione in attenuazione e mari infatti calmi o poco mossi. Temperature senza particolari variazioni con valori infatti che saranno ancora compresi tra i 16 e i 20 gradi. Dettagli maggiori ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Festeggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa roba qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Buongiorno Sicilia, siamo in collegamento con la professoressa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, psicologa. Buongiorno e benvenuta professoressa. Beh, noi siamo molto lieti di averla con noi perché dovremmo cercare un po' di districarci in questa situazione che ci angoscia e che non riusciamo francamente a interpretare bene. Stamattina leggevamo nella rassegna stampa, dopo i fatti terribili di Balestrate e quello di un mese fa a Palermo, insomma questi giovani che si scontrano con questa tale facilità e che sono così aggressivi fino a cercare addirittura a quanto pare la morte dell'avversario. Allora sui quotidiani i parroci dicevano c'è un decadimento morale e civile, mentre i presidi dicevano i giovani sono fragili, non riescono a gestire le emozioni, le frustrazioni, però uccidono. Professoressa, si può tentare di dare una spiegazione? Perché qui a quanto pare la microcriminalità, diciamo la criminalità organizzata non c'entra niente, questi sono giovani che improvvisamente scattano fino a cercare la rissa, fino a farsi del male, a male estremo. Allora io vorrei fare un pensiero sulla condizione degli adulti, poi noi parliamo dei giovani. Io voglio sono continuamente, mi sentite? È un collegamento che è un po' difficoltoso, proviamo a vedere se si può andare avanti. Allora, in un mondo dove costantemente ci sono esempi di guerra, di violenza, di persecuzione, di dolore, di sterminio, i giovani oggi in una società virtuale queste informazioni le hanno alla velocità della luce. In più usciamo dal Covid-19 e io avevo detto per anni, guardate che dopo il Covid-19 ci sarà il Covid, cioè il rebound. E quindi questa violenza, questa sofferenza costante che è nelle famiglie che sono sempre più disfunzionali, che è nel sociale che è afflitto da infinite guerre, questo tipo di situazione va a impattare sulla crescita dei giovani. Ora intanto non criminalizziamo i giovani perché ci sono tantissimi ragazzi bravi che studiano, che si impegnano, che sono attenti ai cambiamenti che si potranno fare al loro futuro. Poi ce ne sono tanti che vivono in una povertà o economica o educativa e anche quelli che hanno delle possibilità molto grandi non per questo economicamente se sono benestanti vengono meno alla violenza, perché la violenza da tutte le parti permea noi tutti i giorni con questi bollettini di guerra che continuamente mandiamo e che ovviamente fanno parte della comunicazione, se non li decriptiamo, se non mettiamo i giovani in grado di capire quello che succede, i giovani come gli adulti, anzi permettetemi più gli adulti che i giovani, perché i giovani hanno come guide, come punti di riferimento, hanno gli adulti. Quindi cosa poter dire a questi giovani se non prendete esempio da atteggiamenti migliori, da situazioni ottimali,
dare una serie di ottime buone notizie, non sottolineare costantemente il danno, la menzogna, ma far vedere come se ne esce dal danno, dalla guerra, dalla menzogna, con la ragione, con la capacità di psicologica, psicologos, parole dell'anima, con un comportamento totalmente diverso da quello che viene presentato come forte e risolutivo. Ecco, professoressa, a questo proposito allora forse vale la pena di approfondire questi due aspetti. Da una parte la famiglia, il ruolo che hanno le famiglie. Si dice i genitori non fanno più i genitori, fanno gli amici dei loro figli, li accontentano in tutto, non c'è mai un no, tutti sì, per cui li rendono fragili. Ogni minima frustrazione, questi ragazzi stanno male e scatena poi in loro una rabbia. Questa è una cosa che si sente dire. L'altra è l'abbandono scolastico o comunque la scuola, insomma, con tutti i suoi limiti. Lei qual è la sua opinione, professoressa? Io ho ben 5 punti da far presenti. Il primo, l'atteggiamento di punire, rifiutare, penalizzare, picchiare i ragazzi ha ottenuto dei risultati di violenza che scientificamente sono più che dimostrati. Pensi se lei dovesse da adulto ricevere un ceffone in piena faccia o un calcio dove si sente meglio e fosse un bambino, non fosse un adulto. Di solito gli adulti di fronte a un'aggressione di un certo tipo reagiscono malamente, ahimè, quando ci sta questa violenza, ma i bambini non possono farlo. Quindi quelle famose frustrazioni a cui si dice no, adesso non si puniscono più, sono, scusate, delle banalità. La psicologia da bar non facciamola. I ragazzi vanno resi coscienti con nuclei familiari sempre più informati, formati, o che si rivolgono, se non hanno questa formazione, a chi li può formare, e qualora non ci fosse questa possibilità per povertà educativa, per povertà economica, c'è la scuola. La scuola è al centro. La scuola deve diventare un centro culturale e polivalente, aperto dalla mattina alla sera, con all'interno tutte quelle possibilità che dalla mattina alla sera tu puoi dare ai giovani che stanno insieme ai loro coetanei. Quali sono? Le biblioteche, la mensa, un'equipe antropo-psico-socio-pedagogica che mette in comunicazione la famiglia con la scuola e coglie i segnali di difficoltà dei ragazzi, stabile equipe, collegata al territorio, così che quando si fanno i servizi e si richiedono al territorio c'è già un'informativa. E poi i poli museali, abbiamo una quantità di roba bellissima nei magazzini, tenuta lì, come ogni scuola deve avere reperti di bellezza, perché la bellezza è educativa. Le scuole devono essere il primo obiettivo. Se dobbiamo investire in qualche cosa, investiamo nelle scuole, che siano luoghi accoglienti, luoghi aperti tutto il giorno, luoghi dove posso socializzare, dove se hai un problema lo colgono, dove gli insegnanti sono costantemente formati. E poi piantiamola col discorso dei voti. I voti se li diano gli adulti, perché gli adulti devono comprendere che sin dal grembo della madre, e qui parlo del mio grande Giovanni Bollea, la simbiosi, già la madre se ti rifiuta in grembo, già le infinite comunicazioni che scambia la madre col feto, maschio o femmina, che poi nascerà, è già qualcosa che la dice lunga su quello che sarà il futuro. E poi c'è la diade, il momento in cui viene allattato, svezzato, dipendenza totale. Quella fase è così importante perché crescendo, se tu riesci a farla bene, sarà una situazione per la quale non cadrai in infinite altre dipendenze per avere abbraccio, soccorso, sostegno, aiuto. Quella è una fase da curare. È da curare famiglia e scuola insieme, famiglia e asili nido. Il sociale deve cercare di capire che quelle informazioni che stiamo dando questa mattina insieme sono da dare tutti i giorni. Ci deve essere una accademia della famiglia. Noi la stiamo formando da anni con una fatica enorme. Stiamo proponendo la scuola al centro da anni e questo cambiamento non si fa. Questo cambiamento non è alla fine qualcosa che appartiene al patrimonio comune del benessere di famiglia, scuola e sociale, e non ci rendiamo conto che per esempio le materie scolastiche vanno aggiornate non solo con l'educazione sessuale sempre rifiutata perché la formazione è zero in merito, ma attenzione, con soprattutto
soprattutto e fondamentalmente con l'educazione all'uso virtuoso del virtuale, che è molto utile anche con le difficoltà che comporta quando non ci si può collegare bene a distanza, ma in generale è utile, crea contatti, crea informazioni, ma vanno guidate, vanno rese legge nel virtuale come le leggi che abbiamo conquistato, le leggi e le regole di rispetto, di utilizzo, eccetera, che abbiamo nella realtà. Quindi, Professoressa, attenzione. mi scusi se la interrompo, lei giustamente ci ha fatto capire che il luogo centrale dove intervenire è la scuola, però stiamo parlando di una regione dove così, il centro educativo è più deficitario, perché qui l'abbandono scolastico è uno dei più alti d'Italia, per esempio in Sicilia. Certo, direttore, vedrà lei che aumenterà, perché l'altro giorno ho visto un intervento del TG2 e un po' mi sono piccata, perché del virtuale dal 2000 abbiamo scritto con altri colleghi diversi libri. L'ultimo è stato Generazione H. H che vuol dire? H vuol dire hikikomori. Avevamo annunciato questo dramma degli hikikomori già da tempo, guardate che il rifiuto scolastico diventerà: mi chiudo nella mia stanza perché devo affrontare voti, devo affrontare una scuola che non è all'altezza dei tempi in cui viviamo, che non mi interessa per le materie che fornisce o per l'iter, dei contenuti che propone, e vanno tutti rivisitati anche alla luce del virtuale. Un tempo, quando io dovevo fare una ricerca e portarla a scuola, avevo l'enciclopedia, dovevo guardare, leggere, trarre. Oggi, se io chiedo, adesso spiritosamente dirò: Alexa, fammi il tema su, Alexa, fammi la ricerca per... Che fatica faccio io? Il discorso che i giovani di oggi non sono capaci di affrontare le frustrazioni è perché i giovani non sono allenati a step by step conquistare, non tutti, torno a dire, perché poi facciamo tutto un erbo un fascio e non mi piace, ma molti giovani, ahimè, non sono allenati a comprendere che le conquiste che fanno da soli, sono le conquiste importanti per la loro crescita. Quando ero bambina, tanti anni fa, ho 76 anni, io ero leggermente dislessica. Non leggevo bene, leggevo Zolo, leggevo Oz. Quando da sola, perché certo non c'era un aiuto, un sostegno minimo che identificasse la dislessia, pur lieve che avevo, io ho capito che invece funzionava al rovescio. Era Zoo, non era Oz. Per me è stata una conquista talmente grande che io mi sono messa a leggere per verificare ogni volta che sapevo decriptare il linguaggio. Allora quella è stata un'esperienza personale che ha determinato il mio amore, non certo per le materie che si studiavano a scuola, ma per la lettura. Chi educa la lettura? Professoressa, l'ultima domanda che vorrei farle, senza metterla in imbarazzo perché non le voglio fare una domanda politica, però diciamo che adesso l'aria che tira è quella di dire: qua non si trova una soluzione, non si sa come fare, forse l'unica cosa da fare è chiamare l'esercito. Pare? I soldati, i militari in strada. No, io direi che, attenzione, sarò molto provocatoria. Mi ricordo che da vecchia quale sono, che c'era il servizio militare. Adesso è stato abolito. Sono d'accordo sull'abolizione del servizio militare obbligatorio, ma non sul servizio civile obbligatorio. Io credo che quei momenti fatti in funzione dell'essere per le strade, aiutare, sostenere, controllare, non fare per l'esercito delle guerre, ma fare per l'esercito della civiltà, sarebbe formidabile. 2 anni per tutti i giovani come l'esercito, chiamiamolo della salvezza, ma chiamiamolo della salvezza, sarebbe opportuno. Quindi io non metterei l'esercito, non so se ci siamo capiti, qui l'esercito deve essere speso per la scuola, deve essere speso per la formazione, tanto investimento sugli strumenti che servono ad affrontare la realtà e darli a tutti, perché quello è un atto di civiltà, è un atto di vero, profondo, civile amore per la gente, perché il benessere si conquista sapendo affrontare il bene e il male della vita, avendone gli strumenti. Più strumenti abbiamo e più ne diamo, più ce ne... Tutti i giorni andiamo a scuola, io vado a scuola da tutti i miei allievi, da sempre. E quello che è successo è che non solo mi hanno superato, ma io vado a scuola da loro, e questo è il vero successo dei maestri, come diceva Bollea.
Grazie professoressa Parsi per queste importanti riflessioni che ci ha suggerito, di cui inevitabilmente terremo conto nel dibattito che si sta sviluppando in questi giorni. Grazie, buon lavoro. Adesso noi facciamo una breve pausa e poi dopo parleremo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di animali maltrattati, lo facciamo con un ospite a cui diamo il benvenuto, Stefania Raineri, che è presidente della sezione dell'ENPA di Acireale, protezione animale ovviamente. E purtroppo gli episodi di crudeltà anche estrema nei confronti degli animali si susseguono. A Palermo, ricorderete, un cane è stato legato a un albero e poi è stato dato alle fiamme fino a quando poi non è morto. Ad Alberobello una ragazza ha annegato un gatto, lo ha messo dentro una fontana, il povero gattino naturalmente ha fatto la fine che potete immaginare, e lei ha ripreso, ha fatto il video dicendo ecco, beccati un po' di notorietà, cioè con una forma anche di sadismo impressionante, era una ragazzina. A Rosolini un cane purtroppo è stato trovato impiccato. Adesso queste cose sconcertano e fanno venire anche veramente rabbia, ma che cosa si può fare? La deputata Brambilla, che naturalmente è come dire, appassionata di animali, è presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, ha chiesto un inasprimento delle pene. Lei è d'accordo? Assolutamente sì, anche perché la nostra, la 189, che è la legge che dovrebbe tutelare gli animali, è una legge che è per il sentimento, che quindi comunque contempla sempre la persona da difendere più che l'animale. Sì, è curioso questo, lo sto leggendo qua, lo leggo testualmente, è la prima volta, cioè, è un delitto contro il sentimento degli animali. Quindi non viene considerato... Ma chi l'ha scritta questa cosa? Cosa vuol dire il sentimento degli animali? Esattamente, nel 2010 c'è stata anche la ratifica della Comunità Europea e anche in quel caso non hanno considerato questa stortura invece del sentimento. Dell'animale. Quindi non è l'animale che ha il diritto di non essere abbandonato, di non essere maltrattato, di non essere vituperato in tantissimi altri modi. Sono le persone che hanno il diritto, quindi sempre l'uomo al centro di tutto, certo, ma non come gestore buono e magnanimo dell'universo, ma il classico parassita che non deve soffrire. Vedere maltrattati gli animali. Quindi cambiato in questo senso, ma anche con inasprimento delle pene, perché per esempio la Brambilla parla di, in caso di uccisione purtroppo, da 4 mesi a 2 anni e da passare da 2 a 6 anni, e ancora nei maltrattamenti da 1 a 5 lei, mentre ora è da 3 a 18 mesi. C'è appunto tutta una revisione da fare, quindi in primo piano deve essere messo l'animale, non la persona e i suoi sentimenti, l'animale. Poi tutte le pene che vengono comminate al di sotto dei 3 anni sono persone che non andranno mai in carcere, mai. Quindi prima era fino a 1 anno e mezzo l'uccisione di animale, poi è stato portato a 2 anni con la ratifica della Convenzione della Comunità Europea. Quindi siamo ancora in alto mare. Quindi non solo non è stato contemplato l'animale da difendere, che ha i suoi diritti e non la persona che ha diritto a non soffrire, ma ancora non ci siamo con le pene. Con le pene, certo. Non ci siamo assolutamente con le pene. Quindi inasprimento delle pene, e questo è il secondo punto. Proviamo un po' senza fare la sociologia, che naturalmente noi non siamo in grado di fare. E nemmeno io, certamente. Però come si possono spiegare questi fenomeni? Cioè, perché anche dei ragazzini, anche dei bambini che sono in fondo dovrebbero essere delle persone innocenti. Si chiede da tanto tempo di non solo inasprire, ma di considerare la pericolosità sociale di chi commette questi atti, perché comunque è un'anticamera. Sono stati compiuti degli studi anche nei carceri, i detenuti, quanti di loro avevano commesso reati contro gli animali, quanti ne avevano visti commettere.
e la percentuale è altissima. Quindi lei sta Proprio dicendo altissima. che accanirsi contro gli animali è come un'anticamera, un segnale d'allarme? Assolutamente, è pericolosità sociale e da tale va trattata. Questo quindi... è importante perché non tutti ci siamo arrivati a questa No, cosa. ci sono anche degli studi, viene minimizzata, Sì. e questa è la cosa grave, è che viene minimizzata. Sta ragazza che ha ammazzato sto gatto è stata una ragazzata. Quante volte sentiamo i genitori che per primi parlano di ragazzate, ma levare una vita non è una ragazzata. Ora, questa cattiveria che lei dice è l'anticamera, purtroppo dobbiamo stare attenti, è un segnale d'allarme di una pericolosità sociale. Però avviene contemporaneamente in un momento in cui, grazie al cielo, c'è una cura sempre maggiore nei confronti degli animali, un'attenzione sempre maggiore, anche anche una forma di affetto che è molto più diffusa di prima. Come si spiegano queste due realtà così contrapposte? Allora, in America sono considerati dei crimini e vanno anche in carcere, vanno perseguiti anche con anni di reclusione, ma l'America non è ai nostri livelli, cioè l'Italia è molto più sensibile nei confronti dei diritti degli animali, eppure non lo è la politica. Non si capisce il perché la politica mette dei freni, e sì che ci sono delle deroghe, la macellazione, i circhi, certo. Gli per zoo. fortuna sempre di più ce ne sono, ecco. Però lei dice non è ancora... non riesce a fare quel salto di qualità la politica, perché nonostante ad esempio che in America è prevista la soppressione in qualunque circostanza, dai canili ai privati. Per noi è inaccettabile, gli animali non vengono più soppressi, il privato non può presentarsi da un veterinario e chiedere la soppressione, eppure la politica non riesce a fare quel passo in più e riconoscere i diritti degli animali, non delle persone che soffrono per gli animali, ma degli animali. Certo. Sì, e quindi probabilmente deve essere creato un vero e proprio comparto che riguarda ambiente e animali, ma non le classiche commissioni così che insomma lasciano il tempo che trovano. Rendersi conto che è un problema sociale importantissimo, primario, perché lo è. La pericolosità sociale arriva da quello. Ci sono studi fatti nelle carceri e quindi è realmente un problema primario. Certo. Non secondario. È importantissimo, cioè noi ancora questo non l'abbiamo capito, non c'è soltanto... Noi cittadini sì, ma la politica no, perché magari è frenata da altri interessi. Altri problemi. E allora magari c'è Salvini che con il codice della strada cerca di mettere buoni qualcuno, ad esempio i 7 anni di carcere non è a chi abbandona l'animale, i grandi titoloni, 7 anni di carcere, se a causa dell'abbandono si dovesse creare un incidente dove scappa il morto, viene considerato omicidio stradale, quindi l'animale è sempre... su qualcosa che riguarda noi umani. Il ritiro e la sospensione della patente, ma sono sempre azioni minime. Quindi è necessario un salto culturale a questo punto. Assolutamente, è un salto di generazione culturale. Cioè noi ancora siamo nel mondo di povera bestia. Guarda che gli ha fatto, ma che quello è un essere vivente che deve avere i suoi diritti. Sì. È curioso però, ripeto, questo è paradossale perché mai come adesso si vedono persone che vanno in giro con il proprio animale. La popolazione è pronta, la popolazione è pronta a riconoscere i diritti degli animali. La politica no, che poi fa parte del popolo, non è che sono extraterrestri. È un richiamo molto importante cittadini. quello che ha fatto lei, la ringraziamo molto. Stefania Prego, grazie a Raineri. voi di averci attenzionati. No, davvero, il presidente della sezione dell'EMPA di Acireale che ci ha aperto proprio un faro su una realtà che forse fino ad ora non avevamo soppesato con la giusta attenzione. Adesso facciamo una breve pausa e poi fra poco avremo ancora un altro ospite. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, il siciliano dagli occhi verdi, come vedete, è Santo Finocchiaro, autore di questa autobiografia che ho qui in mano, un provinciale cosmopolita. Lui è stato assessore allo sport, al turismo, spettacolo e beni culturali della sua città, che è Ramacca e che tutti noi conosciamo. Ramacca è conosciuta soprattutto per una caratteristica tipica di Ramacca per quanto riguarda l'agricoltura, l'alimentazione, sono i famosi carciofi violetti, è vero? Carciofo di Ramacca è il violetto ramacchese. Violetto ramacchese. E lei nel suo ruolo di assessore ha saputo valorizzarlo. Cosa ha fatto? Questo è stato, diciamo, uno dei miei più significativi, tra virgolette, successi, ma non è stato solo da parte mia. Devo ringraziare gli agricoltori di Ramacca. Intanto però volevo ringraziare lei, caro direttore, per avervi invitato stamattina. I convenevoli ci vogliono, ma è stato veramente graditissimo. Ma sapere, lei cosa ha fatto? E allora, diciamo che il problema della nostra agricoltura non è quello della qualità del prodotto. I nostri agricoltori sono bravissimi a saper coltivare, tant'è vero che il carciofo è uno dei più belli e più quotati, un'eccellenza del nostro paese, ma il problema era la commercializzazione. Quindi io da assessore, insieme agli agricoltori di Ramacca, che non ero assessore al ramo, lei si immagini, però vedendomi così vulcanico in quegli anni nel mio paese, mi hanno... è venuta un'idea? Mi hanno richiamato e detto: senti, ci dai una mano subito. E io ho inserito... La prima volta si chiamava Giornata del Carciofo, per non confonderla con la Sagra del Pane, sempre un'operazione modestamente del sottoscritto con l'estate ramacchese. E quindi invitammo i direttori commerciali di tutti i mercati ortofrutticoli, perché volevo coinvolgerli al fine di far capire, e anche noi capire, quali erano gli errori che commettavamo per non riuscire a far inserire questi prodotti nei mercati ortofrutticoli nazionali. Venne uno di Bologna, il quale ci diede un'idea semplicissima. Dice: ma scusatemi, voi, ci proiettò dati in quegli anni, parlo di 42 anni fa, in quegli anni insomma le proiezioni non erano neanche conosciute dalle nostre. Non c'era internet. Lui venne con queste proiezioni, vedendo quali erano i mercati e le capacità che si poteva avere, ma la frase fu questa, l'idea: dice: ma scusatemi, voi come li commercializzate? Dico: noi li facciamo le fasce, ma li potete tenere. Se non li mettete nelle cassette, non si... E quindi poi succede... Sembra un paradosso. Sembra un paradosso, dico un'idea semplice, ma non c'era venuta. Iniziamo a fare così, e il carciofo decollò. E comunque questo ha contribuito naturalmente moltissimo alla diffusione sempre maggiore di un'eccellenza che comunque c'era. Tant'è vero che ha creato lei la Sagra, così come ha valorizzato il pane, la Vastedda. E la Vastedda, la pubblicità, grazie dottore, la prima pubblicità che invase tutta la Sicilia fu quella proprio della Vastella con l'estate ramacchese Sagra del Pane. Fu un successone anche quello, grazie alla Proloco di Ramacca, perché le cose non riescono se tu non sei collaborato. C'era Pippo Canfailla, quell'ora presidente della Proloco, e riuscimmo a coinvolgere. Fu un successo che fu copiato, perché l'estate ramacchese 40 anni fa nessuno faceva manifestazioni, fu anche un fattore importante per l'economia di Ramacca, non solo per il pane, ma perché noi siamo riusciti a far innamorare i figli dei nostri immigrati. Noi abbiamo un grande problema, che è l'emigrazione. Certo. E c'era il conflitto generazionale tra i vecchi e i giovani che non volevano più venire a Ramacca perché si annoiavano, non c'era niente. I vecchi genitori avevano gli affetti, volevano stare a Ramacca, volevano vivere la vita, e quindi questo coinvolse talmente quest'estate con tanti personaggi. Noi abbiamo avuto anche Venditti, Fratelli La Bionda di Ramacca. Quest'estate è diventata una serie di spettacoli, una serie di iniziative che sono state... che poi si fanno ormai comunemente. Ma allora era una delle prime, vero? La prima, questo sono orgoglioso. E che differenza c'è? Ecco, le chiedo questo, tra come dire, questo movimento giovanile di andata e ritorno, e invece questo fatto che purtroppo frequentemente tanti giovani vanno via. E questa è ancora una piaga
incredibile del mio paese, ma credo di tutto il meridione. Che riguarda un po' tutta la Sicilia, il Mezzogiorno, ma anche il Nord Italia, tanta gente va via. Il problema è che purtroppo non si capisce il perché non ci siano, mi perdonate, non ci siano delle politiche. Noi abbiamo un tesoro che è quello dell'agricoltura e il turismo. Se non si investe, ma come si deve, non sprecando soldi, mi perdonino coloro i quali, però se non si investe facendo delle operazioni importanti che permettano di avere collegamenti anche nel sud del sud, cioè noi abbiamo Piazza Armerina, Ramacca, Caltagirone, questo è il sud del sud veramente, dove abbiamo delle ricchezze archeologiche. Anche lì ho fatto gli scavi archeologici a Ramacca, ho aperto il museo insieme all'amministrazione comunale, però sono delle eccellenze anche queste che non sono valorizzate. Se ci fosse la capacità di saper accattivare il turista e far anche un turista di cultura, perché e quindi anche trattenere i giovani, perché se io al giovane non gli do la possibilità di lavorare, quale futuro può avere restando a Ramacca o per finire il mio paese? Infatti lei ha creato il Museo Civico dei Popoli Migranti e naturalmente ha valorizzato il fatto che Ramacca sia stata una stazio romana, ne parlava giusto ieri il quotidiano La Sicilia nostro, una florida città dal I secolo a.C., leggo, fino alla V secolo d.C. Ma noi abbiamo gli scavi archeologici importantissimo, abbiamo un unicum che tra le altre cose credo che sia ancora nel Museo di Lentini, ma fu trovato a Ramacca, negli scavi archeologici a Ramacca, dove era di passaggio proprio la colonia greca che vedete di Ramacca nella nostra montagna eccezionale. Noi abbiamo un'ottima guida archeologa che è la dottoressa Laura Sapuppo, che è splendida per questo, lei è veramente da ammirare per come riesce ad innamorarsi, a far innamorare chi ha il piacere di venire a vedere questi nostri musei. Parlavamo dei giovani che vanno via, però anche lei ha viaggiato con la sua famiglia, perché suo padre naturalmente aveva impegni all'estero, ed è stato, come si vede in questa copertina bellissima, è stato in Egitto, così come è stato anche in Somalia. Che esperienza è stata quella? Erano anni completamente diversi, non c'era la tensione se non la guerra di questi giorni. Lei ha centrato il fatto di questo libro che io sono stato combattuto e innamorato, perché scrivere un libro autobiografico è difficilissimo, perché si rischia di essere un libro autoreferenziale ed è il pericolo che io ho voluto evitare in tutti i modi. È una lettera aperta che ho voluto scrivere e con la quale vedo che molti si sono complimentati per questa edizione che ho fatto. Ringrazio mia sorella perché l'immagine è della mia sorella, che è la vera artista di famiglia, che è una pittrice. Perché è lei l'autrice di questa bella copertina, è bellissima. Queste sono le piramidi dove tutti noi andiamo e dove voi andavate a ballare, ma è vera sta cosa? Ma è verissima, caro dottore. Cioè, che periodi meravigliosi erano. Erano periodi in cui non c'erano le turbolenze che ci sono oggi, sarebbe impossibile. Sarebbe vietatissimo. Ma noi eravamo dei giovani, perché abitavamo a Zamalek, al Cairo è una isoletta dove il Nilo la taglia e poi c'è tutta la metropoli del Cairo e noi abitavamo lì e lì c'era un club di stampo inglese, perché era una colonia inglese, poi Nasser li mandò via e andavamo in questo club. Poi la sera ci casavamo a stare sempre al club, allora si inventava e andavamo a ballare anche sotto le piramidi. Cosa incredibile, una rotonda sul mare, però lei nelle piramidi. Questi sono ricordi bellissimi e davvero realtà che ci lasciano interdetti perché non riusciamo neanche a immaginarle. Però lei è stato anche come dire, coinvolto, non direttamente, ma nel periodo in cui c'è stata la famosa guerra dei 6 giorni, quando cioè l'aviazione israeliana ha distrutto gli aerei che erano negli aeroporti egiziani. Che differenza c'è, a suo avviso, per chiudere, tra questo che sta capitando adesso purtroppo nella striscia di Gaza e l'aggressione che ha subito Israele da parte di Hamas e quella guerra a cui lei in qualche modo è stato coinvolto? È stato scioccante, caro dottore,
perché vivevamo in un periodo di così tranquillità al Cairo, di così serenità. Mio padre è insegnante, fra le altre cose è un grande giocatore di bridge senza mai scommettere, ma per passione, invitato da tutte le ambasciate. Giocò anche con Omar Sharif, tanto per dire, era bravissimo, cercò di farmelo apprendere, io ero negato e sono negato a giocare a bridge. Comunque, per ritornare alla sua domanda, è stata scioccante perché da giovani, vivendo sempre così liberi, gli scurini, tutte le finestre dovevano essere chiuse, scuro totale, il Cairo al buio. Papà preoccupa, c'erano gli esami in quel momento di scuola della quinta elementare e papà, che era insegnante, orgogliosamente maestro si definiva, certo. Nel paese lo chiamavano professore, lo si arrabbiava. Comunque mi mette su un taxi, mi mette sulla nave Esperia, lui non poteva allontanarsi perché c'erano le sale andare via. Mi ha mandato via con la preoccupazione che io ho avuto durante tutto il tragitto con la nave Esperia, mi ricordo ancora. Da Alessandria d'Egitto mi accompagnò fino a Siracusa, poi papà ritornò dopo 20 giorni con un sollievo, ma fu scioccante perché capivamo cosa stesse succedendo e i pericoli che si potevano. Oggi per me sono maggiori di quello che c'era in quel periodo, perché in questo momento credo che stiamo vivendo, spero, siccome sono un ottimista inguaribile, spero che poi il buon senso prevalga e ci sia. Anche se i segnali vanno in direzione opposta, gli ultimissimi li abbiamo visti a proposito degli ostaggi. Grazie per essere stato con noi. Un provinciale cosmopolita, come abbiamo appena sentito, Santo Finocchiaro, il siciliano degli occhi verdi. Grazie dottore dell'invito, grazie. La tentazione della politica non ce l'ha ultimamente? Io sono sempre in politica, ma dietro le quinte. Non mi metto più in... Le auguriamo buon lavoro anche da quelle parti. Grazie. Di nuovo. Grazie. E adesso l'almanacco. Per pulire vetri e specchi senza aloni usate una soluzione di acqua e aceto in uno spruzzino e asciugate con della carta di giornale. L'aceto elimina lo sporco e i batteri, mentre la carta di giornale assorbe l'umidità e lucida le superfici. Forse non sapete che la chirurgia plastica affonda le sue radici proprio in Sicilia. Era il 1450, quando due medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, idearono una nuova tecnica di ricostruzione che diede una spinta innovativa agli interventi, in particolare nel campo della rinoplastica. Oggi voglio raccontarvi la storia dietro la parola ciao. Questo termine rappresenta il saluto più comune e informale nella lingua italiana, ma in passato ciao era un modo completamente diverso di salutare e indicava qualcosa come sono un tuo schiavo o sono al tuo servizio. La sua radice risale al dialetto veneto e trova le sue origini nel latino sclavus, che si traduce letteralmente in schiavo. Nel corso del tempo però questa parola ha subito una trasformazione sorprendente per diventare un saluto diffuso in tutta Italia. Siamo in diretta con Angelo Gagliano. Angelo, c'hai una notizia che riguarda il Festival di Sanremo, c'è una novità internazionale. Allora, diciamo che stamattina tanti quotidiani parlano del Festival di Sanremo. Vediamo di poter prendere la notizia a cui facevi riferimento tu, cioè la presenza di Russell Crowe al Festival di Sanremo. In questo momento diciamo bene, ma mentre tu cerchi, sì, ne parliamo con Marco Amato, che naturalmente oltre a dare un'occhiata alle stelle dà un'occhiata sempre all'attualità. Ecco, lo vedete con in mano la sua bella tazzina, oggi una tazzona, Marco, però. Oggi sì. Una tazzona francese di design, l'amo molto perché ha il colore del mare, come quello del mio maglione, perché oggi è una giornata importante in quanto il sole si connette a Nettuno e oggi è una giornata un po' magica e romantica, ma di questo vi narrerò dopo. Piuttosto, dando uno sguardo all'attualità e alle stelle, è proprio il signor Crowe che oggi mi ha molto incuriosito, proprio perché io sono un patito dei rumors sanremesi, ed ecco che ne arriva un altro. Arriva il gladiatore, eccolo qua.
Arriva The Gladiator, il più grande lottatore romano per eccellenza. Il nostro Russell Crowe è stato ventilato come ospite da Amadeus, sempre ai microfoni di Viva Rai 2, che è il canale elettivo, data anche il feeling enorme che ha col caro Fiorello, ed ecco che l'8 febbraio dovrebbe proprio essere il giorno in cui avremo ospite proprio Russell Crowe, che contemporaneamente impegnato in Australia per girare un film, quindi finendo proprio in quei giorni lo avremo proprio fresco di Chuck sul palcoscenico dell'Ariston. Ma quello che pochi sanno è che Russell Crowe, oltre a essere un bravo attore, è anche un bravissimo cantante di blues, per cui lo vedremo proprio cantare, e quindi questo bravissimo e poliedrico attore ci intratterrà tra l'altro con grande contento, rivendicando peraltro le origini abruzzesi italiane. Quindi è proprio il caso di dire che sul palcoscenico dell'Ariston 1, 2, 3 e al suo 3 si scatenerà proprio l'inferno. L'uomo giusto al posto giusto, ecco. Esattamente, proprio un guerriero, come la sua zodiacalità vuole, perché il segno zodiacale di Russell Crowe è Ariete. L'Ariete è il primo segno zodiacale ed è il segno di Marte, colui che è consacrato a Marte, l'Ariete, quindi l'azione, ma soprattutto la battaglia istintiva. E quale attore al mondo poteva mai interpretare meglio il guerriero per eccellenza se non proprio un Ariete? Quindi ancora una volta la coerenza zodiacale mi viene in solido per raccontarvi in una qualità arietina sempre quella di un lottatore per la libertà, aggiungerei io da bravo acquario. Ma andiamo a dare un'occhiata alle stelle di oggi. Cosa dice il cielo? Un sole che si connette a Nettuno. Cosa significa? Il dio dei mari. Ebbene, Nettuno, il fumoso Nettuno, a volte pianeta anche delle nebbie e dei miraggi, delle sirene e di tutti gli inganni che Ulisse dovette un po' sopportare pur di arrivare nelle sue traversie ad Itaca. Nettuno significa perdersi un po', ma anche dedicarsi alla musica e alle arti. Nettuno è pianeta di una sensazione di ovattatura della realtà, proprio perché è pianeta dello spirito e delle arti. Cosa vuol dire per i segni zodiacali? Potenziati al massimo oggi i segni zodiacali di Pesci, Scorpione e Cancro, gli acqua chiaramente, anche se tutta questa energia acquatica a volte può renderli sicuramente più emotivi, ma un po' più confusi e un po' più discronici proprio oggi. In particolare lo Scorpione, che ha un momento di grande chiarezza decisionale e che va verso delle direzioni ambiziose. Altrettanto i pesci, che detengono Nettuno, e Nettuno è proprio in pesci, ma anche Saturno, quindi una lucida razionalità nel loro sogno e nella loro ambizione. Bene anche per il Cancro, che recupera un pochettino di fattori un po' confusi in questo momento, quindi i Cancro, che in genere sono un pochettino più instabili, oggi trovano l'ispirazione giusta. Chiaramente, se va bene, di acqua, il fuoco un po' meno. Quindi cosa succede ad Ariete, Leone e Sagittario? L'Ariete dovrà lottare un po' di più per i sentimenti, mentre il Leone per adesso ha l'ansia di supervisionare tutto. Calmatevi un po', perché non tutto può essere controllabile, lasciate andare, via. Mentre invece il Sagittario tenderebbe un po' a dedicarsi a qualche affare, ma corre il rischio di prendere dei miraggi laddove le situazioni sono molto più semplici e concrete. A proposito di concretezza, i Terra vengono stimolati abbastanza bene, quindi Toro, Vergine e Corono più sentimentali. Gli Aria invece fuggono nel loro mondo di fantasia, e la Luna in Ariete oggi rende l'Acquario più amicale. E detto questo, vi auguro una splendida giornata con le romanticità marine di Grazie, Nettuno. altrettanto naturalmente Marco, complimenti per quella magnifica tazza. Torniamo, Angelo, all'Ariete Russell Crowe a Sanremo. Lo vediamo subito, guarda, c'è questa foto sul Corriere della Sera. Al mio segnale scatenate l'inferno, così Russell Crowe cita in italiano la frase più celebre del Gladiatore per annunciare che sarà al Festival di Sanremo, e sarà a Sanremo esattamente giorno 8, come diceva prima il nostro Marco Amato. Il conduttore l'ha fatto nel corso di Viva Rai 2. Un po' ingrassato. Un pochino sì, evidentemente sì. E poi ci sono le pagelle, guarda, una
una le pagelle però per i cantanti. Chi c'è il massimo? I più bravi, Irama Negolamaro con 8, Annalisa 7,5 e poi insomma e anche Angelina Mango 7,5. Ci sono anche delle 4 insufficienze. Vedo un 4, i ricchi e poveri. 4,5 sì, anche il volo 4,5, i ricchi e poveri non vanno benissimo, insomma queste sono le pagelle che sono state date ovviamente alla prima così ascolto, diciamo, prima. Ma chi gliel'ha dato, il quotidiano oppure una giuria? No, sono i cronisti che ascoltano ovviamente in anteprima. Niente di ufficiale, insomma. Niente di ufficiale, ci mancherebbe altro. Torniamo al passato, 16 gennaio del 27 a.C., pensate, Ottaviano ottiene il titolo di Augusto, guardatelo, dal Senato, e in questo modo diventa il primo imperatore e inaugura la nuova epoca di pace e prosperità, la Pax Augustea. Ora, da un imperatore ad uno scrittore, il 16 gennaio del 1605 la prima edizione del Don Quixote di Miguel de Cervantes viene pubblicata a Madrid. È considerato il primo romanzo moderno, racconta le avventure di un nobile spagnolo che si crede un cavaliere errante e del suo fedele scudiero Sancho Panza. E poi il 16 febbraio del 1916 nasce l'associazione Scout Cattolici Italiani. Lo scautismo si propone di formare i giovani attraverso il gioco, la natura, il servizio e la fede. L'associazione oggi conta 180.000 aderenti. Il 16 gennaio del 1920 il governo degli Stati Uniti emette il divieto di fabbricazione, vendita e consumo delle bevande alcoliche, è l'inizio del proibizionismo. Vedete la manifestazione, we want beer, vogliamo la birra, è l'inizio del proibizionismo, una politica che avrà effetti opposti a quelli sperati. Invece di ridurre l'alcolismo e la criminalità, favorirà il contrabbando e la corruzione, perché quando un prodotto è proibito è chiaro che poi le mafie si scatenano. Torniamo in Europa per ricordare il 16 gennaio del 1945, Hitler, vicino alla disfatta totale del suo Reich, si trasferisce nel grande bunker sotterraneo che ha fatto costruire vicino alla cancelleria, e nel bunker vivrà gli ultimi giorni della sua vita finché non si suiciderà. Cambiamo scenario e arriviamo a Praga, 16 gennaio 1969, in piazza San Wenceslao. Lo studente Jan Palach compie un gesto estremo, si dà fuoco, questa è una foto terribile. È una protesta contro l'occupazione sovietica che ha represso la rivoluzione democratica del suo paese, la Cecoslovacchia. È la primavera di Praga che finisce in tragedia. 16 gennaio dello scorso anno, dopo 30 anni di latitanza, viene arrestato il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Era ricercato per numerosi reati, tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di droga, concorso nella strage di Via D'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Concludiamo, la voce che state sentendo è quella del personaggio con cui chiudiamo. Lei è Madame, cantautrice e rapper italiana, si chiama Francesca Calearo, ha cominciato a cantare a 15 anni pubblicando il suo primo singolo che voi conoscerete benissimo, si chiama Sciccherie. Da allora ha conquistato il pubblico e la critica. Tra le sue canzoni più famose c'è Voce, che vi proponiamo ora. Buon ascolto, buona giornata, alla prossima puntata. A domani.